Sono i ragazzi che dicono che non hanno il coraggio più di andare a scuola, che dicono ai loro genitori che non gli piace più la scuola perché dicono non è quello che volevo, eccetera. In realtà è perché sono distrutti dal comportamento di altri ragazzi. La realtà si fa sconcerto di fronte ai casi emblematici emersi dal sondaggio svolto dalla UIL Veneto a fine 2024. La richiesta di aiuto è contenuta nelle risposte date dal 10,8% dei giovani bellunesi intervistati, che hanno sviscerato nel segreto di un questionario la loro preoccupazione principale, quella della sicurezza legata ad episodi di bullismo. Arrivano a casa scalzi, senza le scarpe, e dicono ai genitori me l'hanno rubata, invece sanno esattamente chi le ha prese. Oppure perdono l'autobus e il genitore arriva a casa e gli dice ma perché hai perso l'autobus? E non hanno il coraggio di dire che era qualcuno che glielo ha fatto perdere perché questi non gli hanno dato i soldi per la pizzetta. Situazioni pesanti di fronte alle quali la UIL del Veneto ha deciso di impegnarsi senza perdere tempo, da subito con uno sportello virtuale, oltre a un punto di ascolto già operativo a Feltre, gestito da Alberto Comminelli, che da militare dell'Arma dei Carabinieri, oggi in pensione, ha messo a disposizione esperienza, competenza e capacità di relazione. Faremo questo sportello in modo che ci possano scrivere delle email, queste verranno coordinate. Inizieremo a lavorare nella provincia di Belluno, anche perché siamo qua oggi, e con Treviso, per provare a fare qualcosa di più, per aiutare questi ragazzi che hanno tanto bisogno. Allo sportello virtuale si potrà accedere gratuitamente via email all'indirizzo siamocontewillveneto.it e sarà un luogo di supporto dove i giovani potranno trovare personale esperto pronto ad ascoltarli in totale sicurezza. Si comincia dalle province di Belluno e Treviso fino alla fine dell'anno scolastico. Successivamente il servizio sarà esteso a tutta la regione, sostenuto dalla campagna Siamo con te e Game Over Bullismo. I bulli sono dei delinquenti, bisogna trattarli da tali, bisogna creare una condizione di rendere più forte le persone per combattere questa cosa. E noi siamo una comunità, la UIL è una comunità di 120.000 persone e siamo in 120.000 famiglie e credo che questo modo di lavorare, questo modo di fare sia un segno di avvicinare, di far capire che il sindacato è un qualcosa di più